Un nuovo caso Lodi in Veneto? Il Buono Libro lo sta sollevando. Con una legge del febbraio 2018 la Regione Veneto dà applicazione ad una legge nazionale del 1999 che prevede per l'assegnazione del contributo per l'acquisto dei testi scolastici, oltre all'ISEE per i ragazzi delle famiglie immigrate, anche la presentazione di un certificato del paese d'origine che attesti l'assenza di un patrimonio immobiliare o pecuniario in patria. Una norma discriminatoria per il Partito Democratico che in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione perché sia fatta chiarezza. L'impossibilità di reperire tale certificazione in paesi in cui non c'è una convenzione con l'Italia potrebbe determinare il rischio che possa essere escluso chi ne ha realmente diritto. Allora, la norma si riferisce ai livelli essenziali di assistenza, come potrebbe rientrare i buoni libri, anzi secondo noi rientrano, perché il diritto allo studio è fondamentale, soprattutto nella fascia dell'obbligatorietà dello studio, oppure rientra nelle fattispecie di contributi, ad esempio ti assegno la casa popolare. Lì è giusto approfondire se uno che viene da un paese extracomunitario abbia dei possedimenti, dei patrimoni immobiliari nella propria terra d'origine. Ma quando parliamo di generi di prima necessità, di diritti essenziali di assistenza, la norma va applicata oppure no? E nelle altre regioni è applicata oppure no? Siccome non mi risulta che sia applicata in tutte le altre regioni, qualcuno mi dice che forse c'è qualche regione che la applica. Allora, bisogna approfondire bene e chiediamo chiarezza. Nessun provvedimento anti-immigrati, risponde l'assessore regionale alla pubblica istruzione Elena Donazzan, solo l'applicazione di un dettame previsto da una norma nazionale, come accade in Spagna, Germania e Gran Bretagna. Andiamo a verificare e a far chiarezza, perché qui siamo di fronte a un diritto allo studio che non può essere compromesso, soprattutto per le politiche di integrazione, nei confronti delle famiglie più disagiate, perché molte famiglie non avranno presentato la richiesta perché hanno visto che bisognava chiedere al consolato, all'ambasciata la documentazione, eccetera. Quindi hanno detto io vado fuori tempo massimo e quindi non avrò sicuramente i 200 euro, i 150, i 300. Siamo a questi livelli, quindi. Anche l'assessore comunale padovano Cristina Piva è intervenuta dicendo che nel capoluogo uganeo non sarà escluso nessuno, avendo accettato il comune le autocertificazioni da parte delle famiglie richiedenti.